La sfiducia nella classe politica passa anche attraverso un'eclatante provocazione organizzata da un gruppo di cittadini favaresi che in segno di protesta hanno fondato il Partito della Rabbia. Leader della fantomatica lista è il cane Stefano, uno splendido esemplare di bulldog francese che gli esasperati cittadini candidano alle prossime elezioni regionali. Come in ogni campagna elettorale che si rispetti, anche il cane Stefano ha il suo comitato elettorale con tanto di manifesti e facsimili distribuiti dai suoi sostenitori. Stefano affida al portavoce ufficiale Calogero Bernardo il suo messaggio elettorale. Stefano non è altro che l'essenza del disagio che noi cittadini viviamo quotidianamente. Stefano soffre l'apatia dei continui saccheggi politici e di tutti i disservizi scaturiti dal loro menefreghismo. Stefano non è un politico, ma non è altro che una protesta verso la scelleratezza politica nazionale. Stefano è contro la casta, ma è a favore delle persone che si prodigano per il bene comune. Noi comunque abbiamo voluto sentire dallo stesso candidato quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto a scendere in campo. Stefano dai nostri microfoni non si è voluto esprimere, ma invita i cittadini ad una riflessione. Meglio un cane politico o un politico cane?